C'è stato un lungo lavoro e per alcuni anni, esattamente per 5-6 anni, abbiamo tanto lavorato. Oggi si vedono i frutti di questo duro lavoro. La Casa della Pesca a Cavallino Treporti da oggi è realtà. Taglio del nastro alla presenza del governatore Zaia, da sempre sensibile alle tematiche del settore, che negli ultimi tempi si è ritrovato a dover fronteggiare le direttive dell'Unione Europea in materia. I pescatori hanno ragione, noi dobbiamo difendere le nostre marinerie, sono marinerie importanti come quella del Cavallino, insomma, di questi territori, quella di Caorle, di Chioggia, insomma noi abbiamo tradizione di pesca e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Il settore della pesca è un settore importante per tutte le nostre terre, per Cavallino Treporti in particolare, e quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. La casa, situata in via Lungomare San Felice, sarà il primo polo consortile veneto della piccola pesca artigianale. La Regione è orgogliosa di aver contribuito insieme a tutti gli altri soggetti interessati a questa progettualità che va a coinvolgere fondi strutturali europei attraverso anche un progetto Interreg Italia-Croazia e che sarà veramente un punto di riferimento per questo territorio, per questo luogo magnifico, quello della Laguna di Venezia, per i nostri pescatori, capacità quindi di promozione del territorio, di promozione delle nostre eccellenze, delle eccellenze della pesca, ma anche di fare una riflessione su questo mondo della pesca, che è un mondo che vuole essere anche vicino al cittadino, vicino all'ambiente, a un concetto di ambiente sostenibile, di una pesca sana. L'idea è quella di poter fare direttamente la vendita diretta del pescato da parte dei pescatori e quindi venire qua ed acquistare del buon pesce fresco, e se la gente vuole, anche visto che abbiamo una piccola cucina, potrà anche assaggiarlo direttamente qua da noi, fatto dai nostri pescatori. Pesce appena pescato ha un gusto diverso.